Inizia oggi proprio da Piazza Libertà, al cuore di Udine, l'Acqua on Tour 2016. Quante tappe e perché? Le tappe le faremo in tutte le iniziative maggiori della nostra regione, a partire dalle stazioni balneari, ma pensiamo anche a Friuli Doc, Guste di Frontiera, Aria di Festa San Daniele, Pordenone, quindi Spilimbergo, quindi avremo un percorso molto impegnativo. Infatti la scelta anche innovativa del track deriva proprio da questo, la volontà di essere presenti nelle maggiori iniziative regionali e non solo, per far conoscere questo marchio e soprattutto per far percepire che c'è la possibilità al cittadino consumatore di scegliere un prodotto fatto interamente in un areale ristretto, quindi nella nostra regione, con garanzia di salubrità e anche con la capacità di creare qualità dei nostri produttori. Ricordo anche con un aumento molto importante di adesione da parte dei produttori e di attenzione rinnovata e sempre più forte anche da parte della grande distribuzione per il nostro marchio. Quanti sono ad oggi gli aderenti? Ad oggi gli aderenti sono 28 aziende, una è in iscrizione, quindi probabilmente saremo a 29 in pochi giorni, e abbiamo soprattutto un paniere in continua espansione di prodotti, perché andiamo dal lattiero caseario ai lavorati di carne fino all'asparago bianco, le mele, le cozze, le vongole, quindi cominciamo davvero ad avere un paniere importante dell'agroalimentare regionale da offrire ai nostri cittadini consumatori.